La voce delle regioni si trova oggi a Vicenza per gli internazionali tennis città di Vicenza. Sui campi del Tennis Palladio 98 i migliori protagonisti dei circuiti internazionali. In palio un montepremi da $50.000. L'ATP Challenger di scena al Tennis Palladio 98 di Vicenza ha incoronato lo spagnolo Íñigo Cervantes, che nella seguitissima finale ha superato agevolmente la testa di serie numero 6, l'australiano John Millman. In 1 ora e 24 minuti Cervantes si è imposto con il punteggio di 6-4-6-2 in un match che l'ha visto sempre dominare il gioco. Un ottimo risultato quello conseguito dal 25enne spagnolo, messosi in luce fin dalle prime fasi del torneo vicentino. Cervantes e Millman erano scesi in campo uno contro l'altro solo qualche settimana fa, ma allora il risultato era stato a favore dell'australiano. Non eri tra le teste di serie, però ne hai superate ben 3 in questo torneo. Sì, sono molto contento e la settimana scorsa ho giocato anche un'altra finale a Turchia contro Paolo Lorenzi e è arrivato qua con confidenza e sì, penso tutti i giocatori qua sono molto difficili, però ho vinto 3 testa di serie e oggi Millman, ieri Fratangelo e anche un altro giocatore spagnolo, Montañés. È una settimana incredibile. L'altra volta aveva vinto il tuo avversario. Sì, il tennis è così, tutti i giorni, tutti i match sono differenti. Fa un mese o 2 mesi abbiamo giocato a Francia e lui ha vinto in 2 partite, in 2 set. Io oggi penso che io ho giocato molto bene e lui no anche come l'altro match e è per questo che il tennis è poca differenza e oggi il match è stato per me. C'è stato un momento in questo torneo in cui ti sei sentito un po' in difficoltà? Sì, anche ieri, sì, no, oggi no, però l'ultima 2 match hanno stato al terzo set e sono molto stanco perché ho giocato molto match nell'ultimo mese e sempre per vincere un torneo sempre c'è un momento più difficile. Sei arrivato ad un passo dalla vittoria, ma abbiamo visto che ti sei difeso bene in campo. That's right. Sì, è quello che faccio normalmente. Cerco di lottare sempre al massimo delle mie possibilità. Ma oggi Íñigo ha giocato estremamente bene. Dunque, l'unica cosa che potevo fare era lottare e mettercela tutta, ma non è stato sufficiente. La scorsa volta che ti sei incontrato con Cervantes, però, hai vinto. Yeah, that's tennis though. Sì, d'altronde il tennis è così, oggi è una giornata diversa con diverse condizioni e poi, come ho detto prima, non credo di aver giocato male, semplicemente il mio avversario era al massimo, ha giocato molto bene, appunto, è il tennis, adesso pensiamo alla prossima competizione con positività, anche se sono convinto di aver giocato un buon torneo. And it was still a good tournament for me. Come sta andando la stagione? Yeah, I think so. I've had a little bit of unlucky run with some injuries. Tutto sommato ok, ma ho avuto sfortuna con gli infortuni ed è stata dura. Durante l'estate ho giocato a Brisbane contro Roger Federer. Riuscivo a stargli dietro, ma mi sono infortunato e solo quest'ultima settimana ho recuperato parte della mia forma fisica per poter giocare al meglio. And it's good that my body was a little bit better this week, so I could perform well.
torneo che ha visto sfidarsi le migliori racchette internazionali, appassionando il folto pubblico, forse un po' deluso dall'eliminazione dei giocatori italiani già agli ottavi di finale, ma ripagato da uno spettacolo di alto livello tecnico. Step out of the cab and stare into the lights. Siamo estremamente soddisfatti perché siamo riusciti anche quest'anno a organizzare questa bellissima manifestazione. È la 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Vicenza, trofeo Banca Popolare, e quindi siamo estremamente orgogliosi di avercela fatta. È stata dura perché in questa situazione economica non è facile convincere le aziende a investire nello sport, però insomma ce l'abbiamo fatta. Questo penso sia ancora come tabellone, come livello di gioco ancora superiore all'edizione dello scorso anno. Non solo erano presenti i migliori italiani, esclusi quelli della Coppa Davis, c'era Filippo Volandri che è stato il numero 1 d'Italia, ha battuto Federer, ma c'erano anche i migliori italiani, juniores, le promesse come Matteo Donati che ha ben figurato a Roma, e quindi un livello medio della partecipazione elevatissimo, grande affluenza di pubblico. E John Millman, che è l'australiano, era uno dei favoriti, ha rischiato tantissimo il primo turno con il nastro nascente Rublev, che è un ragazzo numero 1 al mondo juniores russo. John stava perdendo 6-4, 2-0 il primo turno, quindi è stato veramente un esordio difficilissimo, mentre Cervantes non era uno dei favoriti, però è un ragazzo che gioca, insomma, conosciuto in questa categoria dei challenger, viene da una finale la settimana scorsa in Turchia dove ha perso col nostro Paolino Lorenzi, e quindi era un outsider, ma per modo di dire, insomma. Presidente, possiamo già parlare dell'edizione numero 3 del Challenger? Allora, l'intenzione c'è sicuramente. Con questa edizione abbiamo chiuso un periodo di 10 anni, questo è il decennale degli Internazionali di Tennis Città di Vicenza. La volontà c'è, colgo l'occasione per sensibilizzare tutte le aziende vicentine, no? Nell'investire nello sport, perché noi società sportive abbiamo bisogno dell'aiuto appunto degli imprenditori locali, per cui mi sento di dire che ci saremo anche l'anno prossimo. Avete qualche altro appuntamento di prestigio in programma per il 2015? Diciamo che questo è il momento più importante per noi della stagione. Organizziamo altri tornei, ci sarà probabilmente un Open a luglio e chiuderemo la stagione qui al Tennis Palladio 98 a settembre con i campionati regionali di quarta categoria, che ormai sono una tradizione del nostro circolo, per cui c'è sempre carne al fuoco. O que sinto por você, nosso tempo começou, nosso tempo começou. Nel doppio, successo per gli argentini Bagnis e Pella, che in finale hanno sconfitto in 2 set 6-2, 6-4 gli azzurri Caruso e Gaio. Por você, mesmo sabendo que o amor pode ser como um lago. Incontri combattuti ed emozionanti, ottimi giocatori in campo, pubblico entusiasta, grandi soddisfazioni per gli organizzatori. I Challenger riscuotono un successo sempre maggiore. La rinascita del tennis italiano, in questo caso il tennis veneto, passa proprio attraverso anche l'organizzazione di questi tornei. In tutta la settimana abbiamo avuto un grande riscontro, un grande entusiasmo da parte dei dirigenti, ma da parte anche del pubblico. Anche oggi nella finale
tribune piene, grande entusiasmo, grande partecipazione. Ecco, questo è il segnale che la situazione è perfetta dal punto di vista organizzativo, ma anche dimostra anche le capacità e l'entusiasmo dei dirigenti, che poi coinvolgono ovviamente anche tutto il pubblico e tutta la città. Já não posso esconder o que sinto por você. Tra il pubblico che ha seguito la finale, anche l'assessore allo sport e all'istruzione del comune di Vicenza, Umberto Nicolai, che sottolinea l'importanza di continuare a sostenere simili manifestazioni. O que sinto por você. Nosso tempo. Abbiamo moltissimo alzato il livello di qualità anche di eventi sportivi, perché la nostra città sta puntando sulla qualità, sia sotto l'aspetto culturale che anche sotto l'aspetto sportivo, perché abbiamo unito le due cose. Noi siamo la seconda sulle 24 ore, seconda città d'Italia per la promozione dello sport. Questi tornei servono per far sognare i ragazzi, facendoli sognare si innamorano, e quando ci si innamora i risultati sono tutti da conseguire.